alla Festa della Repubblica il neo sindaco di Castrofilippo, ecco, con una bella vittoria, è arrivato primo sui 3 concorrenti. Sindaco. Sono felice di esordire questa giornata bellissima del 2 di giugno qua ad Agrigento, una ricorrenza che ci ha uniti tutti e l'ho trovata bellissima, una giornata storica per me, per iniziare un cammino nuovo a Castrofilippo e dare risultati nell'arco di 5 anni affinché il Paese possa migliorare in ogni suo aspetto. Il segreto della sua vittoria, sindaco, qual è stato? Lei ha vinto su un sindaco forte, lucente, insomma, non se l'aspettava, no? In effetti è stata una battaglia dura, ma alla fine premiata perché ero affiancato a una squadra bellissima che mi ha supportato e sopportato in ogni luogo, in ogni circostanza. Alla fine siamo usciti vittoriosi con un distacco notevole che ci ha premiato più del dovuto. Il primo atto che farà da sindaco per il suo comune di Castrofilippo, che ricordiamo è noto come per la sagra anche della cipolla, un prodotto che è importante per l'economia del paese. La sagra della cipolla sarà subito attenzionata perché agosto, chiamalo che viene, sta arrivando, quindi già ci stiamo predisponendo per farlo. E in più la riapertura del distretto sanitario di base che ha creato disagi in questi anni. Cercheremo in tutti i modi di aprirlo e consolidarlo. Servizi e migliore qualità della vita.